Questa è erba di montagna dello Zoncolano, a 1300, piena di fiori. È pieno di montagna questo. Vedi, qua da robot arriva il latte direttamente in frigo, no? Il latte viene diviso, quindi tu arrivi il mattino o la sera e la mucca è già stata munta e trovi il suo latte nel secchio. L'ho scaldato, adesso lo metto nei secchi e adesso mangiano i vitelli. Ti leccano, tieni la mano così, il palmo, si tiene il palmo così e loro ti succhiano il dito, guarda, sono abituati a ciucciare, no? Vedi? Gli dai il dito e loro ti ciucciano, vedi? Sentilo, ti giuro che loro pensano che gli dai il ciuccio. La spazzola gli pulisce le tettine. Quindi hanno mangiato l'erba dello Zoncolano, adesso fa tanto latte. Vedi, guarda. Vedi come attacca la testa, vedi, tac, la cerca, ormai l'hanno registrata, non la sbaglia, tac, e adesso tira il latte, attento che adesso nel tubo gli deve arrivare il latte subito. E dopo da lì va in diretta nel frigo. Misura quanto latte fa. Lei si chiama Giulia. Vedi, la numero 57 si chiama Giulia, è la prima lattazione, giorni di lattazione 264, adesso questa qua è prossima all'asciugatura, in quanto tra poco deve partorire, no? Questa qua, se noi andiamo lì, vediamo i dati della vacca. Ha una produzione giornaliera di 22,3, fa una media di mungiture di 1,71. Adesso hanno calato un po' le medie di mungiture perché la sera, quando va sotto il sole, vanno fuori al pascolo tutte. Adesso la mucca esce e qua viene fatto il lavaggio al vapore, così non ci sono contaminazioni tra una mucca e l'altra. Adesso si apre un cancello e adesso ne arriva un'altra. Le mucche hanno un polare con il numero per un'identificazione e c'hanno tipo un chip nel polare e quindi il computer sa che mucca è. E loro adesso vanno al pascolo e tornano giù per farsi mungere, sanno loro quando hanno bisogno, si sentono. Quella che ha tanto latte viene giù più spesso, si munge anche 4 volte al giorno. Se non è ancora ora, il computer la torna a mandare fuori. E loro girano, sanno che là c'è la mungitura, quindi si svuotano dal peso del latte, si sentono meglio dopo e mangiano un po' di mangime, quindi sanno che c'è un po' di buone cose da mangiare e sono abituate tutte dall'inizio, insomma, bene. Anche se sono fuori al pascolo, prendono, molano, vengono giù, si vanno a far mungere, bevono e tornano fuori. Sanno gestirsi da sole e questo è il benessere animale, loro sono libere, non sono mai legate, a parte quando io le catturo un attimo qua, quando gli do il mangiare e quando devo pulire un attimino la stalla, ma se no loro sono sempre libere. La porta alla via è sempre aperta, adesso è d'estate, però se tu vieni qua durante il giorno stanno bene al fresco qua perché c'è corrente d'aria e stanno bene. Se piove escono, altrimenti escono la sera, adesso tra un'oretta, mezz'oretta, le vedi tutte che vanno su verso il pascolo. Yeah.
Mimmo! Primule! Mimmo! Sto chiamando le mucche, vediamo se arrivano. Una deve partorire. Allora devo vedere se è il momento di portarla giù in stalla o cosa. Mimmo! Io Primule! Allora con un po' di pane le chiamo. Arriveranno bene. Yo! Mi chiamo Manuel, sono il titolare di questa azienda agricola, ho 33 anni e vengo da Sutrio. Siamo qua a Ravascleto, in Carnia. Ho circa una cinquantina di capi e adesso ho un ragazzino che mi aiuta e guai non averlo, anche per fare un po' di fieno. Ho un po' di ettari di terreno da far fieno, in più ho iniziato la bonifica dei terreni incolti qua a Ravascleto. C'erano dei terreni abbandonati, ho fatto dei recinti e porto le manze, le vitelle, le vacche in asciutta, le porto fuori così tengono pulito un po' il territorio. Il latte che produco è biologico, lo porto al caseificio qua di Sutro momentaneamente, anche perché qua non ho la disponibilità della lavorazione. Faccio una piccola caldaia, quella di mio nonno, faccio una o due formette ogni tanto così per me, per imparare, per sbagliare, per vedere com'è, per mangiarla con gli amici, per ridere e scherzare, e faccio così, no per vendere. Adesso siamo appena partiti e quindi bisogna fare i passi piccoli. Io sono Simone D'Orlando, sono il controllore zootecnico della Carnia e oggi sono nell'azienda di Manuel. Sono a fare i prelievi del latte mensili, praticamente con il prelevatore del robot abbiamo fatto dei campioni, li mandiamo a analizzare nel nostro laboratorio regionale che è a Codroipo. Adesso sto abbinando le produzioni che trovo qua nel programma del robot al campione con il mio palmare e sto creando il controllo funzionale praticamente, che sarebbe l'analisi del latte e di tutti gli eventi che avvengono in azienda. Ecco, questo è il lavoro, diciamo, semplificato del controllo funzionale. Poi si apre la parte della selezione, quindi della genetica, e quindi ogni vacca, hai visto prima abbiamo applicato le marche auricolari, no? Le marche vitelli, quella vitella lì avrà un padre e una madre con le produzioni registrate, con la sua storia tutta registrata. Qua c'è il computer con tutti i dati, col programma del robot che ti dà tutti i dati, quanto latte produco al giorno, le medie, le mungiture, tutto quanto, le vacche in ritardo, nel senso le vacche che non sono state munte, quindi se c'è qualcosa che non va tu vai a vedere qua. Io al mattino arrivo su, le prime robe che vado a vedere è la salute dell'animale, no? Se sono tutte a posto. Se c'è qualcosa che non va, dopo vado a indagare e guardare, insomma, no? Io provengo da una famiglia che ha sempre avuto animali, sempre fatto i contadini e di conseguenza ho sempre lavorato col metodo tradizionale, con tutti i passaggi da una generazione all'altra che ti danno l'imprinting per lavorare la terra e produrre con quel metodo. Guardando lavorare il robot mi sono accorto anche che agevola e dà benessere all'animale, di conseguenza io sono pienamente favorevole, perché io ho gestito la mia azienda anche in modo tradizionale, cercando comunque sempre di dare benessere e di tenere veramente come si deve i miei animali. Comunque sono stabulazione libera rispetto alle mie che purtroppo stavano legate tutto il tempo dell'anno, a parte il periodo dell'alpeggio, vederle che hanno libertà di muoversi. E anche queste cuccette tutte morbide, lontane, cioè fa veramente piacere, di conseguenza ben vengano. Come sempre la tecnologia bisogna saperla adoperare, tutto lì, questo è il succo, non essere contrari, ma saperla adoperare nel modo giusto.
perché se c'è un imprenditore, una persona che non ama gli animali, anche se la tecnologia, secondo me sì, non è il massimo. Di conseguenza la tecnologia agevola, poi la differenza secondo me lo fa sempre la persona. L'amore, la passione che uno ci mette logicamente. Tutto lì, questo è il succo. Questo lavoro che ho iniziato qua mi dà la possibilità, mi dà tante possibilità. Una di essere sempre al contatto con la natura, di vivere in montagna, di vivere nei miei paesi dove sono nato. A me piace il mio territorio, mi piace rimanere qua e vivere qua. E in più sono riuscito a un po' costruire la mia famiglia, con la mia compagna lì abbiamo un bimbo che si chiama Mattias. Vediamo se riesco a convincerlo di restare anche lui qua sul territorio, continuare la mia passione, il mio lavoro e inserirlo in azienda quando sarà più grande, insomma. La passione per il trattore ce l'ha e speriamo anche per le mucche. Bravo! E questo è l'importante. Sono loro il futuro, noi siamo esempio, loro sono il futuro, questo è il concetto. Secondo me ormai è fondamentale, perché se cominci a avere anche un certo numero di animali, devi avere la tecnologia, insomma, che ti dà una mano, no? E quindi io ho provato la differenza, quindi siamo partiti con le 7 mucche in Alzeri, in Arta Terme, prima di arrivare qua, e adesso insomma si nota la differenza, è una cosa strabiliante, no? È una bella cosa, insomma, la tecnologia è indispensabile, penso, al giorno d'oggi. Ti raccontavo che sono partito da zero e quindi mi hanno aiutato in molti. Abbiamo fatto un progettino di adottare una mucca e molti hanno aderito. Abbiamo comprato le mucche e io mi impegno per 8 anni a ritornare a chi ha aderito a questo progetto un tot all'anno di prodotti aziendali. E ringrazio tutti quelli che hanno aderito a dare una mano allo sviluppo di questa azienda. E cerchiamo di dare un contributo a questa realtà importante, insomma, per una zona come la Carnia. Avete la possibilità delle nuove tecnologie, adoperatela in modo intelligente e rimanete col piede in carne. Questo posso augurare alle nuove generazioni. E ci rivedremo presto.